Abbazia di Rosazzo partecipa ogni anno a Cantine Aperte, 30 e 31 maggio, e da dire una cosa in particolare: il più delle volte si pensa a Cantine Aperte la domenica, in realtà c'è anche il sabato in moltissime cantine, in 50 cantine del Friuli Venezia Giulia. Voi, Daniele, cosa preparate il sabato? Cosa fate di bello? Personalmente ritengo che il sabato sia la giornata migliore per l'appassionato enoturista, perché oltre al fatto di poter appunto visitare le cantine ed assaggiare i prodotti, noi proponiamo degli abbinamenti. Il più delle volte sono degli abbinamenti legati alla nostra tradizione, che riguarda il prosciutto di San Daniele o riguarda il formaggio Montasio. E soprattutto in una giornata più tranquilla come il sabato, dove noi fissiamo alcuni appuntamenti, l'enoturista può godere in pieno di questa visita alle cantine e a questi abbinamenti, questi giochi di abbinamento tra il vino e quella che è la nostra tradizione enogastronomica friulana. Magari ci fai qualche esempio, qualcosa di stuzzicante? Il classico esempio è del nostro Tokai dell'Abbazia abbinato a un minestrone primaverile a base a erbe primaverili o degli asparagi, visto che siamo anche in pieno della stagione, e i classici formaggi, il formaggio Montasio con i suoi vari abbinamenti, dai vini rossi al piccolito, insomma ai vini dolci o alle vendemmie tardive. Ecco, infatti noi qui stiamo bevendo un Picolit, quindi un vino pregiatissimo, il Picolit dell'Abbazia di Rosazzo. A cosa lo abbiniamo? Quindi, che cosa ci Il Picolit il Picolit nella nostra tradizione non è assolutamente un vino da dessert, o perlomeno deve essere accostato dai dessert della tradizione mitteleuropea, quindi con aggiunta di spezie, presenza di spezie. Classico sui formaggi e sul foie gras poi trova la sua esaltazione, o come al solito da meditazione, bevu assaporato da solo alla fine del pasto. Senti, ancora una cosa, poi non ti rubiamo più altro tempo. Abbazia di Rosazzo, la cantina più antica del Friuli Venezia Giulia? Sì, la più antica sicuramente del Friuli Venezia Giulia e probabilmente anche di gran parte del nord Italia. Alla fine del 1200 i monaci benedettini che provenivano dall'abbazia di Millstatt in Austria avevano individuato in quell'ala dell'abbazia, che è stata costruita alla fine dell'anno 1000, il luogo migliore, più deputato per la conservazione dei vini e degli oli che già ai tempi avevano cominciato a produrre nella collina di Rosazzo.